Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Cari compatrioti europei, siamo in un momento in cui c'è bisogno di fare di più. Lo chiedono i cittadini, le imprese, le nostre famiglie, i nostri giovani, preoccupati per un futuro incerto perché in tutti i paesi la crisi e l'emergenza sanitaria distruggeranno milioni di posti di lavoro. In queste settimane, quando è intervenuta l'Europa, sono arrivate risposte all'altezza della sfida. Pensiamo all'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato che hanno consentito ai nostri paesi di sviluppare interventi poderosi a sostegno dei loro cittadini e delle imprese. Dove invece non si vuole far intervenire l'Europa, la risposta è debole o semplicemente non ci sono risposte. In questo i governi nazionali si caricano di una grande responsabilità, perché è adesso che abbiamo bisogno degli strumenti per superare l'emergenza e avviare un piano di ricostruzione. Non vogliamo che gli effetti della crisi ci vedano impreparati e magari ci travolgano. L'Organizzazione Mondiale del Lavoro ieri ha sostenuto che 2,5 miliardi di persone nel mondo subiranno drammatici effetti negativi. Quanti milioni di persone saranno toccate nei nostri paesi, in tutta Europa? Noi abbiamo il dovere di proteggere i nostri cittadini a nord e a sud, a est e a ovest. Finora abbiamo messo in campo misure significative. Il sostegno ai sistemi nazionali per limitare la disoccupazione, migliori condizioni per il ricorso al meccanismo europeo di stabilità per i paesi che lo vorranno utilizzare, il rifinanziamento della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, indirizzato soprattutto alla protezione delle piccole e medie imprese, e poi il bazooka stanziato dalla Banca Centrale Europea a sostegno della liquidità bancaria per l'acquisto di bond pubblici e privati. Ma oggi naturalmente serve fare di più. Occorre la creazione di un fondo per la ripresa economica, per condividere i costi della ripartenza. Serviranno tanti soldi e il bilancio dell'Unione Europea ha dei limiti e non sarà sufficiente. È necessario uno sforzo ulteriore per cercare nuove vie straordinarie e condivise di finanziamento. Non è solo questione di solidarietà, ma di convenienza per tutti, viste le profonde interconnessioni delle economie europee. Il crollo di un paese avrebbe inevitabilmente conseguenze drammatiche su tutti gli altri. È in questo contesto che la risposta dell'Eurogruppo deve essere commisurata alla sfida. I governi e i cittadini devono avere fiducia nella forza dell'Europa, che ci ha accompagnato in 70 anni di pace e di collaborazione. Ed è oggi più che mai che dobbiamo investire nel nostro futuro comune.